Siamo qui di nuovo con la trasmissione A Tavola Con. A Tavola Con abbiamo degli amici che ospitiamo in maniera straordinaria. Oggi abbiamo un amico nel contesto di uno speciale che va all'interno di A Tavola Con, che si chiama Speciale Agriturismo. E qui vicino a me abbiamo Nando Miraval. Ciao Nando, come stai? Ciao Bruno, non c'è male, dai. Allora Nando l'ho conosciuto qualche tempo fa in un'occasione speciale e mi è subito sembrato un personaggio diverso dagli altri, cioè non il personaggio puzza sotto il naso, ma il reale agriturismo, cioè l'operatore dell'agriturismo, perché lui ama la natura, ama le piante, ama la terra, ama lavorarla la terra e coltivare e far nascere e crescere tutti gli elementi che poi mette a tavola. Nando, raccontami un po' com'è nata l'idea dell'agriturismo e parliamo di tanti anni fa. Il mio pensiero era subito, è un bel casino. È un bel casino. L'idea è, diciamo che è da quando io ero piccolo, cioè io sono nato nel Felettano, proprio la patria del Prosecco, dove a Rua di Feletto, io la chiamo Rua de Janeiro per enfatizzare la cosa, però a Rua di Feletto, dove appunto ci sono le felci e il terreno è RU, e forse tanti non sanno cosa sia il RU. Il RU è un terreno siliceo adatto proprio alla coltivazione della vite. Tu immagina, Bruno, che i romani nell'antichità venivano nel Felettano, venivano nelle nostre colline a prendere il vino. Si caricavano il vino nelle botti, si facevano le strade con i buoi e si portavano a casa. E lo sai perché? Perché il prosecco che facciamo noi, è un vino spettacolare perché non staziona nello stomaco. È talmente leggero, fatto di sostanze leggerissime, che poi ti fa fare la meravigliosa acqua d'oro. Questo è... Allora, bene. Queste La sono passione le mie origini. nasce dall'origine già tua, dalla terra. Dicevo, gli elementi che tu... Quando è che è nata l'idea di aprire questo agriturismo? Ma, diciamo che prima ne avevo uno a Conegliano e viaggiava molto bene, ma siccome io sono nato in collina, ho acquistato questo podere che non è grande, è piccolino, è di dimensioni ridotte anche perché io me lo lavoro fisicamente, e qui è sorta l'idea di avere il contatto con il commensale, cioè riuscire a far capire al cliente che tu in realtà sei quello che c'è nel prodotto. Cioè il prodotto, la cosa fondamentale nella vita è credere non nel denaro, ma credere in un prodotto, credere in quello che tu fai, perché altrimenti che senso ha? È come no, non lo dico perché potrebbe essere, cioè potrei scendere in particolari così che sono un po' banali, diciamo, come dice Mina Celentano, semplici, un po' banali. E dopo parliamo anche di questo, perché mi sembra che dalla voce questo ragazzo qui abbia un po' di... Mariano, ma cos'è che stai facendo? Ma come Mariano? Io non so mica... Ma a proposito di Mariano, come la passione per l'agriturismo ti viene dall'elemento terra e dal contatto, l'abbiamo capito, dal contatto con i commensali, da far vedere quale sia l'elemento che arriva a tavola
creato dalla passione, e questa è la più bella cosa del mondo, sia carne che verdure, e questo l'abbiamo capito. Però adesso mi incuriosisce il fatto che, così, che tu abbia un po' portato il discorso su la voce che tu hai e su Mariano, che no, fa parte della prima band di Adriano Celentano. Anche questa è una tua passione della natura, della vita naturale. Celentano, diciamo che sono nato avevo 11 anni, 10 anni e sentivo nell'ex Piazza d'Armi di Conegliano, sentivo al Luna Park e sentivo la voce di Celentano, e lì era un fascino quando diceva: si è spento il sole nel mio cuore per te. Già lì ho capito che la musica è l'essenza dell'uomo. Era poesia, a un quei uomo, tempi era poesia. Ma anche adesso dovrebbe esserlo. Dovrebbe, sì. Un uomo, se non ha la musica dentro, la musica è già un uomo, un bimbo, quando lascia il grembo di sua madre e comincia a piangere, è il segno della vita, è il segno della ricchezza, cioè è la fantasia, e quindi il cantare, la musica. E poi questa sera ve ne darò atto. La musica è una delle parti fondamentali. È come avere un motore e non avere benzina. Se non hai benzina non vai avanti. La musica è la benzina della vita. La musica è il motore, è la benzina della vita. Bravo Nando. Senti una cosa, lo sappiamo che questa trasmissione si svilupperà in 2 puntate. Ascolta, perché Bruno, non facciamo bevi un goccino, dai. Cin cin, evviva. E via. Naturalmente col vino suo, col vino di Nando Miraval, ed è buonissimo. Grazie. Speciale, poi lo facciamo assaggiare anche a loro che sono lì, che lavorano, ma per adesso li lasciamo senza. Senti, io vorrei parlare anche del pop, poi continuiamo con la musica, magari nella seconda parte, nella seconda trasmissione, sì. Arriveremo a combinarne qualcuna di più di adesso. Adesso quello che ci interessava era presentare te, presentare questo luogo che è meraviglioso, e ti diamo 5 minuti, non di più, per raccontarlo, perché mi sembra che tu l'abbia realizzato pietra su pietra. Adesso faccio l'Adriano di turno. Mi pare che mi hai dato un po' troppo tempo. È vero, 5 minuti. 5. E devi partire da nord a sud. C'era un pezzo di Maurizio che diceva, Ennio Dada, che diceva: 5 minuti e un jet partirà portandoti via da me. Sai che assomigli un po' a Giannini tu? No, adesso lascia stare me che assomiglio a Giannini, vedrai poi chi arriva nella importa, seconda puntata non assomiglia importa, a qualcun altro. Ascolta, allora, Il luogo, io ho detto, l'hai fatto tu, pietra su pietra, ed è vero, quello che hai raccontato. Quello che mi ha incuriosito e che mi ha portato a fare questa trasmissione. Partiamo dagli albori. Io ho comprato questa azienda 25 anni fa. Era un febbraio, 8 del mattino. Sono arrivato, c'era il ruscello, nella curva c'era il ruscello, e già mi piaceva l'idea, perché l'acqua per me è fonte di vita. Poi sono entrato, questa casa era di là, era stata trasformata in maniera vile, cioè nel senso che l'uomo quando si mette a strafare, allora rovina un po' le cose. E invece per fortuna questo pezzo che adesso voi state inquadrando era rimasto tale e quale, e io non l'ho toccato. Se voi guardate le pietre, guardate i sassi, guardate,
questo è rimasto. Poi sono andato, non c'era vigneto, c'erano 4 viti, poi sono andato, c'è un bel pezzo di bosco e lì mi sono seduto dove si siedono i caprioli. E lì per me è stata poesia. Poi alle 5 del pomeriggio sono tornato. Il sole, come dicono i francesi, le soleil va se coucher, il sole se ne stava andando e ho avuto l'illuminazione. La stessa sera, ho fatto il contratto e ho comprato questo posto. E ho cominciato e la mia testa già andava proiettata nel futuro però con il massimo rispetto, perché Dio mi ha insegnato che non devi muovere una pietra se Dio non vuole. L'uomo deve imparare questo. L'uomo sta distruggendo il pianeta. Perché sta distruggendo il pianeta? Perché non vuole capire. Io non sono né... seguo un po' Cristo, mi piace Cristo perché mi piace la sua coerenza. Cristo mi piace, la sua coerenza mi piace. Allora, benissimo, andiamo avanti e io ho avuto la fortuna di prendere questo posto e ho cominciato, mi sono fatto la casa, la mia dimora, ho fatto un focolare fuori che poi magari potete anche... Sì, lo vedremo. Potete... Ma quello che mi ha incuriosito è le pietre che tu hai modellato nella parte dove poi hai fatto il locale per far degustare i tuoi elementi, i tuoi cibi agli amici che vengono qui a trovarti. Beh, lì c'era un vecchio, diciamo, deposito, un piccolo fatto con l'Eternit, fatto male, fatto così, hai capito? In economia. Io, siccome facevo vino, ne facevo tanto nel senso che insomma, lavoravo 50-60 mila bottiglie di vino all'anno, ho cominciato la mia attività e quindi ho dovuto fare un ampliamento per fare la cantina e poi le altezze non erano a norma. Allora ho fatto un ampliamento e ho detto, caspita, visto che faccio l'ampliamento, sotto mi faccio la cantina e sopra copro, no? E allora copro e ho ideato il mio agriturismo. Mi sono fatto fare un disegno da un geometra, il quale geometra io lo ringrazio, però... Ha fatto una cosa bellissima. Poi abbiamo 3 minuti, ma io in questi 3 minuti vorrei inserire un particolare. Particolare che io vorrei inserire in questa parte, nella prima puntata di questa intervista, è quella stanza che tu hai adibito a cultura di cose straordinarie appese al soffitto, che sono le soppresse, i salami, le pancette, le coppe. Quello lì... Lì c'è il ben di Dio. Sì, ma quello lì era un locale già esistente, è un locale che esisteva già, io penso che abbia sicuramente 150-200 anni quel locale lì, fatto tutto di sassi. E poi tra l'altro quando io sono intervenuto il pavimento era messo molto male, l'ho sanato un attimino, però ho rimesso giù i sassi con sabbia e ghiaia, perché il segreto della conservazione dei salumi, del vino,
di tanti prodotti. Oggi c'è un sacco di gente che non ci crede a questo e dice, sai, temperature controllate, umidità e palle e contropalle. I vecchi di una volta, i saggi, non vecchi, perché vecchio è una cosa un po' quasi... offensiva. Sì, È vero. invece I saggi, il mi piace. saggio è colui il quale tramanda le cose e ha una virtù inestimabile. Cioè il saggio è riuscito a capire il senso della vita. Il senso della vita è conservare la specie, conservare noi, conservare la bellezza dell'universo, Della natura. Bene, della natura. E noi abbiamo terminato questa prima puntata dello speciale agriturismo dedicato a Nando e naturalmente nella seconda puntata andremo a vedere anche il luogo dove Nando ospita le persone che arrivano a trovarlo, e sono molte durante la settimana, magari nei fine settimana, e poi ce lo dirai, e andremo a vedere qua, a sentire e anche a degustare quei famosi elementi che vengono giù dal soffitto che abbiamo visto poco fa. Grazie Nando, grande Nando. Grazie Bruno, è stato un piacere.